Ci spostiamo di territorio, andiamo nella città metropolitana di Cagliari. Andrea Dettori, consigliere appunto della città metropolitana e delegato all'assessorato della cultura. Qui il tema è caldo ed è suggestivo, perché mi pare di capire che sia uno dei cammini di pellegrinaggio più frequentati anche in Sardegna. Sì, innanzitutto porto i saluti del Consiglio metropolitano e della Giunta metropolitana e del sindaco Massimo Zedda. Io vorrei introdurre la descrizione del percorso di costruzione del Cammino di Sant'Efisio con un breve video. Dopo i bombardamenti del 1943, Cagliari era una città ormai vuota. In questa tragedia di Cagliari io pensai che Fisio ci avrebbe potuto aiutare. Era strano pensare ad una partenza a Sant'Efisio, una città così devastata. Andammo a vedere che cosa era successo alla chiesa di Sant'Efisio. La chiesa non era stata colpita. Cagliari celebra in forma tradizionale e solenne la sagra di Sant'Efisio, patrono dell'isola. Dalla città che nel lontano 1656 miracolosamente scampò alla pestilenza fino a Pula, luogo del martirio, la processione accompagna la reliquia del santo, fissata su un carro trainato da maestosi buoi parati a festa. Come è noto, ogni anno la Sardegna e Cagliari rendono onore e onorano il voto fatto a Sant'Efisio dal 1652, quando intervenne per scongiurare il diffondersi della peste che da qualche anno imperversava nella città. Da allora la Sardegna e Cagliari mantengono fede alla promessa e anche nei momenti più difficili, come i bombardamenti del 1943, viene, come dire, onorata la figura di Sant'Efisio, patrono dell'isola, con una solenne processione. La salvaguardia del patrimonio immateriale che la festa di Sant'Efisio costituisce, che rappresenta, è stata in qualche maniera passa anche per la costruzione del cammino di Sant'Efisio. Il momento concreto in cui questa possibilità è divenuta, come dire, reale è stato nel 2016, il 17 novembre del 2016, quando al Palazzo Vicereggio, che è sede della città istituzionale, rappresenta la sede istituzionale della città metropolitana, è stato firmato
il patto per lo sviluppo della città metropolitana fra la città metropolitana e il sindaco Massimo Zedda e la presidenza del Consiglio dei Ministri. E sono stati individuati alcuni degli interventi strategici, fra cui uno, il numero 4, sviluppo e turismo, in cui è incardinato la costruzione del percorso del Cammino di Sant'Efisio. Il Cammino di Sant'Efisio è un itinerario spirituale, è un itinerario culturale, è un itinerario naturalistico, a forte valenza naturalistica, che congiunge le chiese di Sant'Efisio, sita a Cagliari nel quartiere storico di Stampace, uno dei 4 quartieri storici di Stampace, e conduce sino alla chiesetta di Sant'Efisio a Nora. Quella di Cagliari è una chiesetta del XIII secolo, quella di Nora dell'XI secolo. È un percorso che si estende per circa 40 km da chiesa a chiesa, e quindi in andata e ritorno sono circa 80 km. L'importo dei finanziamenti di cui è stato destinata la città metropolitana, che hanno destinato la città metropolitana per la realizzazione del percorso, è di 5 milioni di euro. È un percorso fortemente antropizzato, a differenza di altri cammini religiosi, e passa, oltre che per Cagliari, per Capoterra, per i territori di Capoterra, San Roch, Villa San Pietro e Pula. La città metropolitana, proprio perché insomma, la partecipazione al Cammino di Sant'Efisio e a Sant'Efisio, la figura che rappresenta, ha pensato di costruire un percorso in qualche modo partecipato. Ha costruito due tavoli, di cui uno tecnico, in cui hanno partecipato rappresentanti della Soprintendenza, della Curia, dell'Arciconfraternita, dell'Università di Cagliari, dell'Assessorato regionale al turismo, delle associazioni di pellegrini, la Jubilantes, e insieme ha costruito proprio materialmente, naturalmente su carta, il percorso. Il secondo tavolo, un tavolo composto dai sindaci dell'area metropolitana interessata dal percorso devozionale, che rappresenta appunto i sindaci di tutti i paesi del cammino. Naturalmente la città metropolitana ha sfruttato anche gli interventi che la Regione Sardegna aveva fatto in riferimento in particolar modo al piano regionale delle infrastrutture e nello specifico alla rete regionale degli itinerari ciclabili. In particolar modo ha sfruttato l'itinerario ciclabile che da Chia conduce sino a Villa Puzzu, cioè unisce quasi, diciamo, i due estremi della costa sud, e passa naturalmente all'interno di questo percorso di itinerario ciclabile. Si sovrappone proprio il cammino di Sant'Efisio. La RAS ha individuato l'ARST come il soggetto attuatore della rete regionale degli itinerari ciclabili, e l'ARST ha provveduto a bandire e ad aggiudicare il servizio di ingegneria riguardante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il percorso ciclabile Chia Villa Puzzu, in quale appunto si stende una parte del cammino di Sant'Efisio. E così la Regione e la Città metropolitana e l'ARST hanno firmato un protocollo che permette di adattare il percorso ciclopedonale, il percorso ciclabile ai dettami di quelle che sono le caratteristiche che deve avere un cammino religioso. Naturalmente tutte le parti hanno convenuto che fosse cosa buona e giusta, e sono accordate perché questo avvenga. Questo ha permesso non solo di mettere insieme, diciamo, competenze diverse fra enti differenti, ma ha permesso anche proprio di far sì che il progetto per la città metropolitana, che è l'ente che deve, come dire, sviluppare il progetto, avere la prima fase della progettazione, cioè il progetto di fattibilità tecnico-economica, di fatto già redatto. In più la città metropolitana è riuscita a recuperare altri 2 milioni attraverso 2 interventi strategici presenti nell'area di Sant'Agilla, e così utilizzare ulteriori risorse per la costruzione del cammino. Ultimo passaggio importantissimo, e in qualche maniera quasi insperato, è stato quello dell'intervento dall'autorità portuale di Cagliari, perché l'autorità portuale di Cagliari sta realizzando nel villaggio pescatori di Giorgino, che è stato costruito nel 1939 per dare le case ai pescatori proprio nell'area prospiciente della laguna di Sant'Agilla, e realizzerà una pista ciclabile. Abbiamo chiesto all'autorità portuale di poter adattare anche il loro progetto a quelli che sono i dettami dei cammini religiosi, felicemente ha consentito, quindi anche il progetto dell'autorità portuale sarà incardinato nel cammino di Sant'Efisio e ne costituirà parte
parte importante. Ultimo, ed è in fase di istruttoria, nel senso che è l'ultima parte proprio del percorso ed è, come dire, in fieri, è il superamento dello specchio d'acqua che dalla laguna di Sant'Agilla conduce alla casa a Cagliari, alla chiesa di Sant'Efisio, e qui la città metropolitana ha chiesto e ottenuto da parte della regione che fosse studiato all'interno della redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica anche il superamento, la soluzione tecnica di superamento dello specchio d'acqua, in maniera tale che non solo il cammino di Sant'Efisio sia completo nella sua interezza, ma che sia completo anche, faccia, come dire, in qualche modo si inserisca anche nella realizzazione del percorso ciclabile, in maniera tale che, terminato, ultimato, come dire, tutte le procedure, tutti i lavori, sia un percorso non solo ciclabile che conduce da Chiavi a Puzzo, ma all'interno sia costruito, secondo i dettami dei cammini religiosi, anche il cammino di Sant'Efisio. Il cammino di Sant'Efisio è un cammino, come dire, molto atteso, come diceva, perché ha un numero di devoti che è molto, come dire, piuttosto ampio. Pensate che nell'ultima edizione hanno accompagnato il santo a piedi circa 3.000 devoti a piedi e a cavallo. Ci sono stati 105 comuni in rappresentanza di tutta la Sardegna, 32 subregioni, e durante le 4 giornate che durante il percorso processionale porta il santo da Cagliari a Nora, dalle chiesette alla chiesetta, Cagliari e i comuni interessati al percorso processionale diventano dei punti, dei centri culturali che ospitano iniziative straordinarie di ogni tipo. Per un cagliaritano o per un devoto di Sant'Efisio, per un sardo devoto di Sant'Efisio, come dire, il poter onorare il santo, oltre che col processo professionale, anche con il cammino, ha un valore insomma, quasi inestimabile. L'elemento devozionale di cui Padre Paolo ci ricordava si sposa con un altro elemento che nonostante, che è evidente, nonostante il percorso sia fortemente antropizzato rispetto ad altri percorsi e altri cammini religiosi come quello di Santa Barbara, per esempio, visto che si staglia lungo la dorsale che da Cagliari conduce, però ha un valore perché la Sardegna, perché il sud della Sardegna di fatto è così, e cioè quando si supera come dire, il quartiere di Stampacce dall'area pelilagunare di Sant'Agilla inizia il percorso, siamo dentro un parco naturale a tutti gli effetti. Siamo in una zona ZPS, una delle zone umide più belle e più conservate d'Europa. Costeggiamo la salina dei Conti Vecchi, che è punto del FAI dal 2017, che ospita visitatori da tutto il mondo. Abbiamo lungo il percorso le oasi del WWF, le oasi di Gutrumannu, l'area archeologica e nuragica Antigori di San Roch, fino ad arrivare alla laguna di Nora e alla chiesetta di Nora, che si erge a ridosso del sito archeologico di Nora. Peraltro in tutto questo occorre ricordare l'intervento che la Regione in questi 2 anni, 2017-2018, ha rivolto nei confronti dei beni archeologici della Sardegna, con un intervento di 8 milioni e 4 che va, come dire, di cui la città di Nora è stata nel 2017, è stata ad una valorizzazione della memoria, ad una valorizzazione della memoria storica e dei beni. La Sardegna penso che sia un museo a cielo aperto che ha bisogno soltanto, come dire, non soltanto, che ha bisogno di essere valorizzato in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue peculiarità culturali e artistiche. E naturalmente, come dire, si unisce a questo l'ospitalità di cui parlava il collega, il sindaco di Galtellì, per cui noi con forte spirito, come dire, devozionale, ma anche con la praticità che è necessaria in queste cose, nella costruzione effettiva del cammino, siamo sicuri, anzi siamo convinti che possa essere sicuramente un elemento non solo devozionale, prima di tutto
spirituale, ma che questo si accompagni, come dire, una forte valenza culturale, ambientale e quindi anche turistica. Confermo dal mio punto di vista. Una domanda, i tempi, quando? Guardi, se le dicessi i tempi oggi direi una bugia colossale, nel senso che essere riusciti a incardinare il Cammino di Sant'Efisio all'interno del percorso delle percorsi ciclabili avvantaggia tutti quanti e avvantaggia la città metropolitana, perché abbiamo già il piano tecnico, come dire, di fattibilità tecnico-economica già redatto di fatto. Adesso come dire, dobbiamo dare corpo a questa fortuna che abbiamo avuto e lavorare incessantemente perché il cammino abbia piedi e gambe, che tutti possano percorrerlo. Ricordo che può essere percorso in bicicletta o a piedi o in altre forme di mobilità come dire, dolce, a cavallo per esempio, ecco. Per cui speriamo di riuscire il più possibile e nel più breve tempo possibile a portarlo a compimento. Bene, grazie allora della concretezza e anche di non avere mentito sui tempi. Appuntamento al prossimo pellegrinaggio di Sant'Efisio. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.